Una rosa per un fiore spezzato. Una cerimonia sobria ma sentita, quella nel piazzale di Levico intitolato ad Emanuela Loi, in ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio, a 33 anni dall'attentato mafioso, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. E oggi è una giornata del ricordo triste all'epoca, nel 92, di questo attentato, dove oltre ovviamente al giudice Paolo Borsellino persero la vita 4 colleghi, fra cui Emanuela Loi. È una delle prime donne a entrare nell'ufficio scorte e anche là tranquillizza. Tanto è vero che poi Paolo Borsellino, quando la vede, dice: ma sono io che devo tutelare te, perché la vede giovane poliziotta. È la prima donna caduta in servizio. Noi abbiamo il dovere oggi di ricordare, perché questo non è il passato, è il presente. Io lo dico sempre ai giovani poliziotti, che queste sono perdite, caduti in servizio, che noi devono dare la forza di andare avanti, soprattutto perché l'impegno nostro, come ha dimostrato Emanuela, è rivolto al cittadino e alla cittadinanza. Un momento per condividere l'importanza di coltivare la memoria e il dovere di rendere omaggio a chi ha scelto di servire lo Stato fino al sacrificio estremo. Il Comune ha un dovere politico e, se vogliamo, anche morale, del culto della memoria, di ricordare gli uomini delle istituzioni, in questo caso Emanuela Loi, ma non soltanto Emanuela Loi, anche i suoi colleghi che purtroppo quel lontano luglio del 1992 hanno perso la vita nella difesa delle istituzioni, perché morì, come è noto, purtroppo Paolo Borsellino, magistrato tra i più illuminati e lungimiranti della storia giudiziaria d'Italia, e quindi era giusto da parte nostra ogni anno ricordare in questo luogo che abbiamo dedicato 2 anni fa proprio alla memoria sacra di Emanuela Loi tutti gli uomini e le donne delle istituzioni che a vario titolo hanno servito la patria fino all'estremo sacrificio.